L'attenzione per le persone e per il territorio è uno dei principi fondamentali su cui si fonda il credito cooperativo. Per questo le banche di credito cooperativo del Veneto si fanno portavoci di un'iniziativa di solidarietà. La tragedia che ha colpito il piccolo Alessio e la sua famiglia nella Solfatara di Pozzuoli è stata riportata sulle cronache di tutti i giornali nazionali e locali e ha commosso e straziato tutta l'Italia. La tragedia della Solfatara di Pozzuoli ha colpito tutti quanti, li ha colpito tutti nei sentimenti e nella tensione. Noi riteniamo che questa tensione vada continuata nel senso della continuazione della vita, perché il giovane Alessio che deve guardare il futuro ha bisogno di avere il sostegno e l'attenzione di tutti. Tra l'altro ci sentiamo particolarmente impegnati in questo ragionamento di solidarietà perché il papà era nostro socio e nel rispetto dello spirito cooperativo riteniamo che iniziative come questa devono sicuramente avvenire ed avere anche l'attenzione un po' di tutti. In questo momento difficile il Credito Cooperativo Veneto si mobilita per essere vicino ad Alessio. È stato aperto un conto corrente presso la Banca di Monastieri del Sile affinché tutti possano dare il proprio contributo. Abbiamo messo in atto delle iniziative presso tutte le filiali, stiamo sviluppando un rapporto anche con la Federazione Veneta per allargare il tema un po' quanto più possibile al nostro territorio e al mondo della cooperazione in generale, perché riteniamo che in frangenti come questi lo spirito della cooperazione deve emergere. È possibile contribuire attraverso un bonifico da qualsiasi banca al conto corrente indicato con la causale "Un abbraccio per Alessio". Credo che questa iniziativa debba trovare un'attenta risposta anche da parte del territorio che ha sempre avuto una certa attenzione e sensibilità per questo tipo di opere, questo tipo di iniziativa, e mi auguro che il mondo anche imprenditoriale, il mondo della cooperazione, il mondo industriale abbiano un'attenzione per questa iniziativa proprio pensando a quelle che sono le finalità, e quindi richiamo ancora l'apertura del nostro conto corrente, richiamo ancora la disponibilità di tutti per trovare per dare un sostegno al futuro di Alessio. Grazie.